Buongiorno, in diretta dalla redazione di Focus TG. L'Italia e il Veneto completamente bloccati, paralizzati da migliaia di manifestanti pro-PAL che protestano contro il governo a sostegno della flottiglia che ha tentato di far saltare il blocco navale israeliano. Migliaia di persone che hanno occupato università, hanno bloccato le stazioni, gli svincoli autostradali, davvero una situazione senza precedenti per il numero delle persone che stanno partecipando a queste proteste. Ovviamente gran parte di questa edizione del nostro telegiornale sarà dedicata alle proteste. Andiamo subito a Vicenza, dove i manifestanti hanno paralizzato il casello sull'autostrada 4, sulla A4 di Vicenza Est. Andiamo da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dicevi bene, una manifestazione senza precedenti a cui Vicenza non è abituata in termini numerici. Le persone stimate sono tra le 7.000 e le 10.000, ovviamente numeri provvisori. Noi adesso ci troviamo proprio davanti al casello dell'autostrada Vicenza Est, dove i manifestanti hanno non solo portato i loro striscioni con lo slogan un po' della giornata "blocchiamo tutto e Palestina libera", ma hanno scritto anche con la vernice Palestina, Free Palestine. Ecco, un corteo che è partito stamattina, per riassumervi quella che è stata la grande manifestazione. È partito stamattina alle 8:30, o meglio due cortei. Quello delle 8:30 organizzato dalle associazioni studentesche, dagli studenti, è partito dalla Cittadella degli Studi, poi è confluito insieme all'altro corteo organizzato dalle associazioni sindacali, dalla CGIL. Insieme sono partiti proseguendo per unirsi in Viale della Pace, sono passati davanti alla caserma Ederle per poi confluire ancora una volta qua a Vicenza Est, città che è completamente blindata. Qua ovviamente la viabilità è ferma in uno snodo principale che è quello di Vicenza Est e di via Aldo Moro. Forze dell'ordine schierate, polizia locale e carabinieri. Io adesso sono in compagnia con Giampaolo Zanni della CGIL del Veneto, che ci spiega il perché di questo blocco. Perché abbiamo la necessità che queste persone, prevalentemente giovani, che hanno a cuore il loro futuro e il futuro del mondo, vogliamo che il loro grido, il loro messaggio arrivi ai potenti della terra e arrivi al nostro governo, perché c'è la necessità di dare una prospettiva a un popolo che è stato martoriato e che è vittima di un genocidio. Abbiamo la necessità che arrivino aiuti, che si aprano i corridoi umanitari e che finalmente possono avere uno Stato libero e indipendente. Ecco, io intanto ringrazio per essere stato con noi il segretario della CGIL, ma quello che volevo anche mettere in evidenza è che è stata una manifestazione partecipata in maniera trasversale da giovani, meno giovani, quindi una grande partecipazione che ha visto tante iniziative anche spontanee giunte qui, anche perché è stata organizzata in maniera estemporanea. Tutto è stato organizzato ieri, anzi a Vicenza già da ieri erano state installate delle tende in piazza Biade di alcune associazioni. Ecco, io prima di lasciare la linea allo studio guarderei con voi un Vox raccolto dal collega Daniele Garbini, in cui ha raccolto un po' le opinioni della giornata anche di automobilisti che si sono trovati bloccati in questa giornata di passione. Da Vicenza è tutto, guardiamo insieme. Sono Morgan Prebianca, segretario generale della FIOM CGIL Vicenza. Oggi è un momento importante, operai e studenti stanno manifestando a Vicenza e in tutta Italia per mandare un segnale forte al governo che deve interrompere i rapporti con Israele, i rapporti commerciali. Bisogna dare un segnale, non esiste dire attenzione, hanno sbagliato la flottiglia ad andare in mare. Sono stati attaccati in acque internazionali. Un vero governo avrebbe ritirato l'ambasciatore e avrebbe detto ogni rapporto con quel paese è chiuso. Chi parla di disagi, anche gente che va al lavoro, che deve studiare, che quindi patisce dei disagi. È giusto, c'è anche questa contrapposizione. Allora,
Noi abbiamo fatto la manifestazione e stiamo assistendo alle persone che vanno in macchina, anche quelle che blocchiamo, che ci suonano il clacson e ci salutano, scendono dalla macchina. Io credo sia un segnale chiaro di cosa sta accadendo nel paese. Almeno il popolo fa qualcosa, se almeno vedi che le persone hanno umanità e si interessano. L'importante è non distruggere, non spaccare, non fare, perché sennò passiamo sempre per la parte del torto. Questa mattina qualcuno faceva fatica a venire al lavoro, non ci sono i mezzi di trasporto, le mamme che avevano difficoltà a portare i bimbi. Poi sai, quando abbiamo un Presidente del Consiglio che personalizza, sembra quasi che lo facciamo contro di lei, questa roba qua vuol dire che non abbiamo capito niente, non ci siamo. E quindi credo che la cosa più giusta sia farci sentire. È opportuno perché la situazione ormai è insostenibile, lì si tratta della vita umana, insomma non è che stiamo scioperando per motivi di retribuzione salariale non sufficiente e quindi io condivido appieno. E beh, per fortuna che ci si muove, perché almeno il popolo che si muova, visto che i politici se ne stanno a fare i fatti loro. Ecco, chi si lamenta invece per i disagi questa mattina, cosa diciamo? Deve essere partecipe, deve essere solidale. Che è giusto questa cosa che stanno facendo. Perché qua stamattina? Per solidarietà. Per la Palestina sicuramente, contro il genocidio. E l'opportunità di uno sciopero generale, qualcuno invece dice insomma si blocca l'Italia, si poteva fare altro diversamente, era opportuno secondo lei? Ma non mi sembra che ci siano altre alternative, i nostri governatori non riescono a percepire questa cosa, glissano, addirittura mandano via le navi che proteggevano, che tutelavano la flottiglia. Ora stiamo andando verso il casello di Vicenza Est perché scioperiamo per il genocidio, contro il genocidio, per la Palestina, perché ormai da 2 anni Gaza è sotto alle bombe, l'altro giorno hanno fermato la flottilla e noi non ci stiamo, crediamo che lo Stato sionista debba finire, continueremo ad occupare le strade fino a quando la Palestina non sarà libera e fino a quando la guerra non sarà finita. Sacrosante le ragioni dei manifestanti, ma ci siamo chiesti ieri sera a Focus e ce lo chiederemo anche stasera se è giusto paralizzare un paese per la carneficina in Israele, che ovviamente va condannata e va fermata, ma ci sono le diplomazie internazionali, c'è la politica internazionale, ci sono milioni di italiani oggi bloccati. Penso soprattutto a coloro che hanno dei feriti, delle persone malate da trasportare negli ospedali con le ambulanze che non possono passare. Era stato tra l'altro introdotto anche un reato per i blocchi stradali nell'ultimo decreto sicurezza. Adesso andiamo a Thiene da Marta Zatta, addirittura ci sono manifestanti che si sono sdraiati a terra fingendo di essere cadaveri ricoperti da lenzuola. A te Marta. Sì, ci troviamo in questo momento nella via del lavoro di Thiene, quindi da questa mattina alle 9 partiti dal casello autostradale bloccato, la manifestazione continua, quindi il blocco della strada continua. Quindi avete raggiunto il vostro obiettivo oggi? Il nostro obiettivo in questo momento qua non è raggiunto, nel senso che i prossimi giorni continueremo a fare blocchi finché tutta Italia in questo momento sta bloccando. Non siamo solo qua a Thiene che sta bloccando, quindi in questo momento non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ecco, lo ricordiamo, questa mattina c'è stato un flash mob importante, molto sentito. Gli attivisti si sono sdraiati per terra con in sottofondo il suono delle sirene, delle bombe, a simboleggiare appunto le migliaia di morti, di persone morte, di bambini morti. Una situazione veramente molto toccante. Poi lo sentiamo, i cori continuano, le bandiere sono ancora in alto, quindi la giornata è ancora lunga e la manifestazione non ha intenzione di fermarsi. Vediamo le immagini. Si sono tenuti veramente tantissimi discorsi anche di insegnanti, che lo ricordiamo, questo è stato un corteo indetto dalla comunità studentesca e dai centri sociali, ma tra questi giovani anche tantissimi insegnanti che hanno deciso di manifestare accanto ai loro alunni per dare in primis un messaggio di insegnamento, che insieme si può riuscire, solo insieme si può riuscire a fermare questo genocidio. Noi adesso seguiremo il corteo che appunto sta attraversando la zona industriale di Thiene, un corteo partecipato, sono circa 300-400 attivisti. Per il momento è tutto, a te la linea.
Zatta dal casello di Vicenza Est, manifestazione in tutta Italia, si chiede all'esercito israeliano di fermarsi, è improbabile che Netanyahu riceva e sia sensibile a questi pur giustissimi messaggi, ma intanto vediamo un titolo del Corriere della Sera, ovviamente tutti i giornali ne stanno parlando, i giornali online anche con delle dirette. Sciopero per Gaza, Landini della CGIL, questa giornata rende onore al Paese, risponde per le rime Salvini, paghi chi l'ha organizzato a Milano, alla CGIL sostiene che ci sono 100.000 persone in piazza e sono migliaia le persone a Venezia, hanno bloccato il Ponte della Libertà, alla testa del corteo celebri No Global come Luca Casarini e anche il giovane nipote di Massimo Cacciari. Andiamo da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore. Qui ci troviamo esattamente a metà del Ponte della Libertà, dove circa 10 minuti fa c'è stato l'incontro tra i manifestanti che arrivavano da Mestre, migliaia, almeno 20.000, quello che è il dato che ci è stato dato finora, e quelli che invece gli altri manifestanti arrivati da Venezia. C'è stato questo incontro, avete visto i due furgoncini simbolici, qui Sebastiano Bergamaschi del laboratorio climatico Pandora, che ha gestito, diciamo, in qualche modo tutto quello che è stato il corteo partito dalla stazione di Mestre. Qui c'è stato un punto d'incontro, quella che è stata definita una giornata storica. Una giornata storica lo è sicuramente, grazie per tutto, ma non sarebbe stata una cosa possibile da organizzare da sole, è stata qualcosa che è stata organizzata con tutta la città di terra ed acqua, e la incredibile riuscita è proprio dovuta all'enorme partecipazione non solo nella giornata di oggi, ma in tutte le tappe che hanno costruito queste mobilitazioni, a partire dall'assemblea cittadina del 27 settembre e tutti i momenti di mobilitazione precedenti. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere due cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte e riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina e al sistema che lo sostiene. Sebastiano, un messaggio che non può restare inascoltato. Credo che, adesso non ho ancora notizie alla mano, ma credo che nessuna delle mobilitazioni che ci sono oggi, sono state in questi giorni in tutta Italia, possano essere e rimanere inascoltate, e credo che non siano inascoltate la debolezza, la fragilità e l'imbarazzo del governo e delle istituzioni, che si vede nelle dichiarazioni di questi giorni, rappresenta perfettamente come non possono non ascoltarci. Ci provano disperatamente, ma è evidente che questo paese non li sostiene e invece sostiene la popolazione palestinese. Ecco, grazie Sebastiano Bergamaschi. Noi, direttore, vi lasciamo con le immagini di questi due cortei che si sono riuniti qui al centro del Ponte della Libertà, immagini che rimarranno nella storia, migliaia di persone qui a bloccare il ponte. Ci terrei anche a sottolineare il fatto che poco fa è dovuta passare un'autoambulanza e naturalmente è stata fatta passare, dunque ha potuto andare a prendere in carico la persona che si stava sentendo male, quindi i soccorsi in questo caso sono stati garantiti. Vi lascio a queste immagini qui da Venezia, dal Ponte della Libertà. Restituisco la linea allo studio. Soccorsi garantiti, ma non con la velocità necessaria al ricovero di un malato, di una persona che magari è in condizioni gravi, perché passare in mezzo a migliaia di persone, per passare in mezzo a migliaia di persone occorre del tempo. Queste sono situazioni che si ripeteranno in tutta Italia oggi per i blocchi stradali. A Milano Landini ha risposto a Giorgia Meloni, che aveva detto non si può vedere andare a braccetto rivoluzione e weekend lungo. Sentiamo cosa ha detto. Nessuna preoccupazione, se ci saranno
violazioni o tentativi di sanzioni noi difenderemo tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e anche impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione. Io penso che persone intelligenti e un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di queste manifestazioni, perché sono manifestazioni che difendono l'umanità, la solidarietà, che difendono le persone per bene, che vogliono difendere l'onore anche di questo Paese, di una Costituzione che al suo centro ha proprio il diritto alla solidarietà, il diritto all'impegno, a farsi carico degli altri, e scendere in piazza oggi per dire basta al genocidio, per dire di fermare le guerre, per dire che è necessario investire non in armi ma nella sanità, nella scuola, di ascoltare i giovani che non vedono un futuro davanti a loro e ci chiedono di cambiare. Ecco, se fossero intelligenti e umili sarebbero capaci di ascoltare, di capire che questa giornata è una giornata che rende onore al nostro Paese. Un livello così basso sinceramente non me l'aspettavo, anche perché sa, le persone che oggi sono qui e che si operano ci rimettono la giornata. Operare vuol dire rinunciare allo stipendio e le persone che per vivere devono lavorare e che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, scegliere di rinunciare allo stipendio è un atto di solidarietà senza precedenti. Quindi vorrei ricordare anche questo governo che quelli che sono qui sono quelli che pagano le tasse, sono quelli che tengono in piedi questo Paese, sono quelli che dovrebbero ringraziare, dovrebbero baciare dove mettono i piedi, non fare quelle sciocchezze che stanno facendo. Questo Landini poco fa a Milano, baciare dove mettono i piedi. Noi abbiamo dato ieri conto delle opinioni dei nostri telespettatori a Focus. Il 90% era contrario ed è contrario alla missione della flottiglia, ritenendola pericolosa, ritenendola inutile, contrario in particolare allo sciopero generale che ha attaccato in sostanza il governo, perché non pare ci siano altre ragioni per questa grande manifestazione. Ma adesso andiamo avanti con Chiara Gaiani da Padova. A te, Chiara. Sì, direttore, con il collega Sandro Ponti ci troviamo in via Messico. Il corteo è partito alle 10:15, intanto man mano aumentando di numero di persone. Sono partiti in circa 2000, ma il numero adesso è decisamente superiore. È stata paralizzata la zona industriale di Padova, bloccate gli ingressi e le uscite dall'interporto, bloccato anche il mercato agroalimentare, paralizzata Corso Statuto, che è una delle principali strade di collegamento della zona industriale che porta anche verso l'autostrada. Adesso i manifestanti si trovano lungo Corso Messico, c'è un altro accesso dell'interporto a nostro fianco. Ovviamente per tutto il corteo ci sono stati slogan stop al genocidio. È davvero variegato, ci saranno i sindacati di Adiale Covas, la CGIL, ma anche tanti studenti, perché alle 8:30 in piazza Garibaldi c'è stato un concentramento di studenti delle scuole della città e circa 500.000 persone hanno poi raggiunto Corso Stati Uniti. La situazione è sempre stata tranquilla, certo questa zona di Padova così non si era mai vista, perché davvero non si sta muovendo niente, quindi paralizzata completamente una delle zone produttive più importanti della città. Allora, grazie a Chiara Gaiani. Ovviamente i nostri colleghi hanno difficoltà a lavorare in queste condizioni, perché ci sono gli altoparlanti, ci sono urla, ovviamente ci sono slogan. Intanto dovremmo andare adesso a Trieste. C'è Filippo Fois ancora da Venezia. Andiamo da Filippo Fois. A te Filippo, a te.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi prendiamo la linea, per così dire, dal lato veneziano del Ponte della Libertà, che in questo momento è bloccato, è occupato, e sono con due delle organizzatrici della manifestazione che hanno guidato il corteo dalla nostra parte, da quella di Venezia, Martina Vergnano e Giulia Cacoperto. Allora, sembrava una cosa incredibile riuscire a fare una cosa che non è mai successa, cioè due manifestazioni di 15.000 persone, probabilmente anche di più, che hanno bloccato il ponte incontrandosi a metà. Ci speravate o... Ma uno certo che ci si spera sempre, penso anche che abbiamo visto tante cose incredibili in queste settimane. Abbiamo visto non più tardi di, poco più di una settimana fa, il 22, tutto il paese paralizzato, eravamo da appunto 20.000 al porto e oggi siamo ancora più di quella cifra. Le 5.000 inizialmente annunciate da Venezia erano molte di più, esattamente come anche da Mestre, quindi si parla di 30.000 persone che oggi hanno bloccato il ponte. È un segnale importantissimo e fondamentale che arriva da questa città insieme a tutte le città d'Italia appunto contro il genocidio, a fianco della Palestina e a fianco della Global Summit Flottiglia. Era stato dichiarato che in caso di blocco si sarebbe bloccato tutto e oggi lo stiamo facendo. È successo quello che sembrava incredibile. C'è il blocco del Ponte della Libertà, è una situazione alla quale non avevo mai assistito, probabilmente assolutamente inedita e storica. Prima si diceva del blocco del porto di Venezia, lì c'erano 20.000 persone ed era una manifestazione. Questa invece è diversa secondo me, perché qui si tratta di residenti del comune di Venezia, cioè 5-6.000 persone che sono residenti a Venezia, altre 20.000 che sono residenti a Mestre, perché trevigiani, vicentini, padovani stanno dimostrando le loro città. Questo significa che proprio si è mossa una città. Come mai secondo lei? Che di fronte a un genocidio credo che fare altro che mettere a disposizione tutti i mezzi che abbiamo, quindi con i nostri corpi, con i nostri dispositivi, bloccare tutto come tutta Italia promette di fare da mesi ormai. Si dice appunto che quando avrebbero bloccato la flottiglia noi avremmo bloccato tutto, ma questo va ben oltre la flottiglia. Noi sono mesi che manifestiamo, che scendiamo nelle piazze, che portiamo solidarietà al popolo palestinese che da 2 anni vive sotto un genocidio, ma da 70 anni vive sotto un'occupazione. Secondo lei il governo prenderà atto di questa protesta, cambierà atteggiamento? Non spero niente da parte. Credo che i popoli in questo momento stiano facendo la loro parte, stiano facendo il più grande lavoro che un popolo possa fare, cioè unirsi, scendere nelle piazze, far sentire la propria voce e ribellarsi agli stati autoritari, agli stati genocidi. Grazie, complimenti anche perché comunque oggi abbiamo assistito, lo dicevano tutti, a un fatto storico. Io per ora ti restituirei la linea, direttore. Grazie Filippo Fois dal Ponte di Libertà bloccato a Venezia dai manifestanti. Chissà che un giorno non ci possano essere grandi manifestazioni altrettanto grandi in difesa dei pensionati alla fame, in difesa di coloro che non trovano posto nelle case di cura, in difesa dei cittadini. Ecco, ci fossero delle manifestazioni imponenti per i deboli, per i deboli che stanno soffrendo in Italia, che è un paese con sempre più indigenti, sarebbero delle manifestazioni credo altrettanto apprezzate. Adesso andiamo a Treviso, dove migliaia di persone hanno sfilato in centro, in Piazza dei Signori, poi è stato bloccato il PUT, credo sono entrati anche nella stazione lucchetti ai cancelli delle scuole. In diretta Cristian Arboit. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno, ci troviamo nella zona dei centri sociali in Viale Monte Grappa. Qui è confluita la manifestazione, è partita questa mattina alle 8:30 dalla zona della stazione. In realtà 2 manifestazioni che sono confluite alla Palla di Ferro, per intenderci, nei pressi della stazione. La prima è partita alle 8:30, targata CGIL, ha attraversato e bloccato per qualche minuto il
cavalcavia della stazione. Poi alla Palla di Ferro sono confluiti anche gli studenti, centinaia e centinaia di studenti, varie sigle sindacali, la DL Cobas, la rete degli studenti medi, insomma tante realtà. Una grande manifestazione pacifica, tra le 4 e le 5.000 le presenze, presenti tutte le generazioni fondamentalmente. Alle 8:30 in contemporanea sono stati occupati anche i binari della stazione per circa una decina di minuti, alcuni studenti quindi sono scesi tra i binari, qualcuno ha fermato il traffico, ma è stata una cosa molto veloce anche sul Terraglio, e poi verso le 11:30 l'invasione comunque pacifica, questo va sottolineato, del PUT all'altezza di Porta Santi 40, probabilmente una partecipazione che è andata ben al di sopra anche delle aspettative degli organizzatori. Per raccontarvi, vi raccontiamo una storia, quella di Rosanna, che ha voluto portare anche la sua figlioletta. Noi siamo qua tutti insieme proprio per una cosa globale, per cui anche la piccola ha deciso di fare sciopero, e abbiamo mandato un messaggio appunto nel gruppo della scuola apposta per far sì che anche la nostra voce potesse contare qualcosa, per cui siamo qui in piazza da questa mattina, siamo venuti anche ieri, nel presidio di ieri, e per portare anche il nostro piccolo aiuto e quello che si può fare. Quindi lei, signora Rosanna, dice anche una questione educativa, ho voluto che ci fosse anche mia figlia. Per me sì, è una questione proprio educativa, perché i piccoli abbiano bisogno anche di questo per vedere che siamo umani e facciamo qualcosa per il mondo e non restiamo fermi solo a guardare nel nostro piccolo, quindi anche loro possono capire. Hanno l'età per capire. Possono, arriviamo a questo, siamo nel 2025 e siamo già avanti. Possono cominciare a capire, assolutamente, grazie a voi. Rosanna, grazie davvero. Allora, due tra gli organizzatori, Gigi Calesso, lo conoscete tutti, Coalizione Civica. Partiamo da lui. Calesso, che giornata è stata? È stata una giornata di mobilitazione, questo va detto. Una giornata di grande mobilitazione, di sciopero, una giornata in cui a Treviso, come in tanti altri luoghi d'Italia, i lavoratori e gli studenti hanno dimostrato che la questione di Gaza è una questione che ci riguarda tutti, perché non possiamo essere indifferenti rispetto al massacro che continua, rispetto alla sofferenza di centinaia di migliaia di persone. Quello che possiamo fare con uno sciopero, con una manifestazione, può sembrare poco, ma è un segnale molto chiaro al governo italiano, come a tanti altri governi occidentali ed europei in particolare. Le persone, i cittadini non sono disposti a subire ancora questa situazione, non sono disposti a veder morire donne e bambini innocenti. Quindi questa è la risposta dei territori, Calesso. Grazie infinite. Ruggero Sorci, ADL Cobas, siamo in diretta con Rete Veneta, tiriamo le somme di questa giornata. Tanta partecipazione, c'è una percentuale di adesione allo sciopero? Allora, percentuale di adesione faccio francamente fatica a dirtelo, poi il dato vero è che per riuscire a riempire la città di Treviso con questi numeri incredibili vuol dire che comunque la gente, al di là del dato studentesco, ha scioperato. Come dicevo prima, è uno sciopero sociale, è uno sciopero che non riguarda soltanto le categorie classiche dello sciopero, perché il sentire rispetto alla questione sulla Palestina è un sentire assolutamente trasversale che riguarda tutte e tutti e che oggi ha espresso un punto dal quale difficilmente si tornerà indietro. Questa è la via attraverso la quale comunque riusciamo a far sentire la nostra voce. Senta Sorci, ultimissima domanda sulle frasi di Salvini. Salvini ha detto che chi parteciperà allo sciopero ieri sera rischierà conseguenze personali. Non so neanche come commentare, nel senso che chi sciopera è perfettamente consapevole delle conseguenze che ha nel momento in cui sciopera. Scioperare è un diritto, esercitare il proprio diritto allo sciopero è assolutamente giusto in situazioni come queste. Ci assumeremo la responsabilità di quello che ci assumiamo, come tutte le volte, la responsabilità di quello che succede anche scioperando, con buona pace di Salvini oggi è sciopero. Grazie Sorci, grazie ancora Luigi Calesso dal Django, dal centro sociale qui di Treviso. È tutto, direttore con Tommaso Migot, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, a tutti i nostri tecnici e i nostri inviati impegnati nelle città in cui sono in atto queste manifestazioni, anche a Trieste ieri sera un corteo contro il blocco alla Fottiglia, ci sono stati dei disordini alla stazione. Andiamo in diretta dal caporedattore Marco Stabile, a te Marco.
Ciao direttore, ben trovati anche per quanto riguarda le emittenti che ovviamente mandano in diretta dal Veneto quello che sta succedendo. Siamo al varco 4 del porto di Trieste, vale a dire all'ingresso del terminal contenitori di uno dei più importanti, se non il più importante porto italiano. E questa è la situazione alle mie spalle, il presidio organizzato dal USB che con aderenti anche di altri movimenti ovviamente ha avuto l'obiettivo di bloccare la movimentazione questa mattina del traffico contenitori. Se mi segui Alessandro con la telecamera, andiamo dal leader della protesta Sasha Colautti dell'USB che ci fa il punto della situazione. Sasha, siamo in diretta con il direttore Baccialli su Focus, questo è quello che avete organizzato questa mattina, mettiamoci da questa parte così facciamo vedere il presidio che blocca in questo momento il molo settimo, l'entrata contenitori del porto di Trieste, ovviamente mobilitazione dopo quanto è successo per la flottiglia pro Gaza. Sì, quello che è successo alla flottiglia ovviamente è un fatto scatenante che parla ovviamente all'impunità lasciata dal nostro governo nei confronti di uno Stato genocida che si permette addirittura di assaltare delle imbarcazioni che volevano portare degli aiuti umanitari e aprire un corridoio permanente per gli aiuti. Ovviamente non parliamo solo di questo oggi, siamo qui per provare a fermare il massacro. Qua il presidio del porto, come in tutti gli altri porti d'Italia, li stiamo bloccando perché si sta bloccando il luogo della complicità anche del nostro paese nei confronti dello Stato genocida di Israele. Dai nostri porti passano le merci verso quel paese, passano le armi, che non significa soltanto armamenti e proiettili, significa componentistica per le armi, significa rapporti che continuano tra le nostre imprese verso lo Stato di Israele. Ovviamente per noi questo va fermato, ovviamente il governo deve utilizzare tutti i mezzi per interrompere ogni rapporto, deve utilizzare tutti i mezzi e fare tutte le pressioni affinché il genocidio finisca. Chiaramente c'è anche la questione dei riflessi e degli impatti che si riproducono sui lavoratori a causa delle conflittualità in corso, perché ovviamente le decisioni di stabilire un'economia di guerra permanente fa sì che tutte le risorse che vengono spese oggi dal nostro paese e dall'Europa in particolare vengono messe nel riarmo e non invece nella sanità, nella scuola, in tutti i temi di emergenza sociale che oggi sono il vissuto di ogni persona, perché le paghe sono sempre più basse. Per prendere una visita medica devo aspettare 6 mesi, la gente deve iniziare a chiedersi il perché. Il motivo è questo, c'è un'economia di guerra che va fermata, noi siamo qua per questo. Grazie a Sasha Colautti dell'USB, questo è lo schieramento, c'è una sorta di pausa diciamo così nei comizi, nella mobilitazione, si ripartirà all'una, ma l'idea è quella di mantenere il blocco del porto di Trieste. Direttore, forse avete già visto i servizi relativi a ieri sera dove c'è stata la manifestazione che ha attraversato le vie del centro di Trieste. Questa mattina ce n'è stata un'altra organizzata dai partiti politici, dalla CGIL, con quasi 5.000 persone tra le vie del centro di Trieste, quindi c'era un doppio presidio qui al porto e in centro città. Questo è lo schieramento delle forze dell'ordine alle mie spalle con i carabinieri in tenuta antisommossa a presidio dell'ingresso del porto di Trieste, anche se in realtà questa mattina la manifestazione è stata assolutamente pacifica ma decisa, ovvero l'idea è quello di bloccare tutto, bloccare l'ingresso al terminal contenitori del porto di Trieste in particolare. Questo è l'obiettivo per quanto riguarda Trieste, principale porto italiano, soprattutto per quanto riguarda l'Est Europa. Era già successo una settimana fa quando una nave diretta ad Israele aveva attraccato a Trieste e il presidio era immediatamente scattato. Grazie molto. Marco Stabile, caporedattore della nostra redazione triestina Tele4. Sentiamo cosa ha detto ieri il vice premier Salvini su queste manifestazioni. Uno sta esagerando, anche in questi minuti scontri fra manifestanti e polizia ad Alessandria, traffico ferroviario bloccato a Livorno con gente che si stende sui binari. Questi non sono pro PAL, questi sono pro caos. Oggi la commissione di garanzia ha dichiarato illegittimo lo sciopero dichiarato da CGIL e ultrasinistre per domani. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto. Chi, è un appello che faccio a lavoratrici e lavoratori, danneggerà, bloccherà
Il Paese, in nome di uno sciopero illegittimo, ne pagherà le conseguenze. Di più, siccome la legge che prevede le sanzioni per chi organizza e partecipa a scioperi illegali è del 1990, che ha sanzioni ridicole, ho portato in Consiglio dei Ministri la proposta di aggiornare al 2025 queste regole e queste sanzioni, perché chi sbaglia paga. Come la Lega propone che chi organizza cortei e manifestazioni debba lasciare una cauzione dal suo conto corrente e in caso di danni a macchine, negozi, cose o persone, chi ha organizzato paga di tasca sua, anche per chi organizza e partecipa a scioperi illegali che mettono in ginocchio un paese e che rovinano la giornata a milioni di lavoratori, di studenti, di pendolari, ne dovrà pagare personalmente le conseguenze. Quindi faccio un appello al buon senso, al rispetto delle regole, ognuno sventoli le bandiere che vuole, ma nel rispetto del prossimo. Sono lavoratrici e lavoratori, anche i poliziotti, i carabinieri, i ferrovieri e la stragrande maggioranza degli italiani che vuole semplicemente lavorare e vivere in pace. Ultimo avviso, visto che ci sono altri 40 scioperi proclamati da qui alla fine dell'anno, se domani prevarrà il buon senso ci comporteremo in una certa maniera, se domani prevarranno arroganza, violenza e sopraffazione sapremo come reagire. Così il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Torniamo a Padova da Chiara Gaiani. Chiara. Sì, direttore, come vedete siamo in Corso Messico, alle nostre spalle i manifestanti che stanno proseguendo dietro di noi, adesso ve li fa vedere Sandro Ponchio, la polizia schierata in tenuta antisommossa con anche gli idranti. Diciamo che questo è il momento più delicato di una mattinata che era stata assolutamente tranquilla fino a questo momento. Vedete il blocco della polizia che impedirà ai manifestanti di oltrepassare il cavalcavia che vedete alle nostre spalle, che porta poi verso la strada piovese. Sono momenti di tensione con i manifestanti che non si stanno fermando e che per ora lentamente avanzano. Ecco, direttore, se dici noi possiamo continuare a rimanere collegati. Continuiamo col collegamento fino a quando non c'è, diciamo, il contatto tra il corteo che si sta avvicinando e la... Ecco, come vedete, il corteo... Extinction Rebellion che sono stati prelevati dalla questura di Padova. Direttore, in questo momento vedete che i manifestanti stanno avanzando lentamente, la polizia è pronta, schierata in tenuta antisommossa. Noi cerchiamo con il collega Sandro Ponchio di metterci in un angolo in cui riusciamo a raccontarvi che cosa sta succedendo. Il corteo è partito alle 10:15 dal mercato ortofrutticolo di Padova, si è snodato poi lungo Corso Stati Uniti. Ecco, come vedete in questo momento i manifestanti stanno avanzando su Corso Messico. Questa è ancora zona di interporto perché c'è un grande magazzino logistico di una catena della grande distribuzione alla destra rispetto al punto che sta inquadrando in questo momento il collega Sandro Ponchio, mentre alla sinistra è proprio area di interporto. Tra la polizia e i manifestanti ci saranno una cinquantina di metri in questo momento. Vedete che sono in corso anche alcune trattative, il blocco in questo momento è in corso, i manifestanti sono su Corso Stati Uniti e stanno per andare avanti. La polizia in questo momento ci sta facendo spostare in una zona che viene ritenuta più sicura. Noi proviamo ad
avanzare per cercare di documentare quello che sta succedendo. Ecco, vediamo i manifestanti. No, per ora sono ancora fermi. Sono momenti di grandissima tensione. Ci saranno una trentina di agenti in tenuta antisommossa, li vedete adesso nelle immagini del collega Sandro Ponchio. Ci sono anche gli idranti della polizia schierati. Davanti al corteo tutta una serie di persone che sono incappucciate. Lo striscione che ha accompagnato tutto questo lungo corteo. Blocchiamo l'interporto Free Palestine, la polizia ci sta facendo spostare man mano in un luogo che non interferisca con le azioni. Tra l'altro ci avevano anche appunto chiesto questo all'inizio di questo corteo, di cercare di metterci in posizioni in cui la loro azione potesse proseguire e noi potessimo continuare a documentare quello che stava succedendo. Ecco, sono direi almeno 4.000 persone, perché le fila del corteo sono andate man mano ingrossandosi durante queste circa 2 ore lungo le strade della città. La tensione in questo momento è altissima, davanti sventolano le bandiere, i 2 striscioni di cui vi abbiamo parlato, quindi blocchiamo le armi, Free Palestine, Palestina libera. Ecco, adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Allora, qui ci troviamo, Chiara, lo ripeto, intanto grazie a te l'operatore, io adesso darei la linea a Luisa Bertini a Vicenza e poi ovviamente te la ridiamo nel momento in cui dovesse esserci un contatto tra manifestanti e polizia. Ricordo soltanto che l'interporto, se viene bloccato, è un danno per un centro logistico fondamentale in tutto il nord-est. Arrivano merci da ogni parte d'Italia e del mondo, poi vengono smistate. Non passano solo merci israeliane eventualmente, ammesso che ne passino in queste ore, in questi giorni, ma si tratta di bloccare un traffico di merci fondamentale per tutto il nord Italia in questo caso. Quindi torneremo da Chiara Gagliani tra poco. Vediamo ancora Luisa Bertini, vedo anche lì che ci sono manifestanti che stanno procedendo su un'arteria stradale. A te Luisa. Sì, direttore, noi siamo in mezzo al corteo in piena tangenziale tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. All'incirca stiamo parlando di 3 chilometri bloccati al traffico ovviamente dalle forze dell'ordine per fare spazio a chi sta manifestando. Davanti a noi migliaia di persone, così come dietro di noi altrettante. Sono stimate sui circa 10.000 partecipanti alla manifestazione, gruppi eterogenei, abbiamo visto giovani, persone in bicicletta, persone meno giovani, che stamattina il tutto è partito alle 8:30 davanti alla Cittadella degli Studi, quindi ad animare i primi passi della manifestazione i gruppi studenteschi che poi sono confluiti con la manifestazione della CGIL e delle sigle sindacali alle 9:30 allo Stadio Menti, e da lì sono partiti insieme per dirigersi verso Viale della Pace, dove il gruppo è arrivato nutrito appunto sulle 10.000 persone stimate per il momento, ovviamente cifre sommarie e approssimative ancora. Sono passati davanti alla caserma Ederle, poi l'abbiamo visto poco fa, si sono fermati bloccando il casello di Vicenza tra manifestanti e forze dell'ordine. Vediamo se riusciamo a ridare la linea adesso a Chiara Gagliani, che era lì proprio sul posto mentre i manifestanti si stavano avvicinando al cordone di polizia. Ecco le immagini, la polizia che cerca di arginare l'avanzata dei dimostranti con gli idranti. Vedete proprio un idrante che sta colpendo il fronte del corteo, dove c'è un grosso striscione. Vediamo queste immagini, non so se Chiara Gagliani può... ci sei Chiara?
Sì, ci sono, non so se mi senti, direttore. Ti sentiamo, ti sentiamo. Direttore, c'è stato lancio di fumogeni in questo momento, c'è anche lancio di bottiglie. Come vedete è un momento di tensione, sono partiti gli idranti. Dobbiamo spostarci perché rischiamo di essere colpiti dal lancio di alcune bottiglie. Ecco, in questo momento c'è un momento di grandissima confusione. Come potete vedere sono partiti dei fumogeni, sono state lanciate delle bottiglie. Con il collega Sandro Ponchio cerchiamo di documentarvi, mettendoci anche però al riparo, perché stanno lanciando bottiglie in questo momento. Ecco. Direttore, volevo capire se mi stai sentendo. Stiamo bene Chiara, stiamo sentendo e vedendo ovviamente scene riprovevoli di attacchi al cordone della polizia per bloccare l'interporto. Questo il tentativo è questo. Sembra che in questo momento sì, assolutamente, sembra che in questo momento il corteo stia ripiegando. Te lo posso confermare, le immagini del collega Ponchio vi stanno mostrando che in questo momento il corteo sta ripiegando. C'è ancora il lancio di alcune bottiglie che stanno appunto partendo da varie parti del corteo. Il collega vi sta vedendo, è stato lanciato anche del fumo acre. Infatti i poliziotti hanno le maschere anti. Il corteo in questo momento sta piegando. Chiara, grazie per ora. C'è un fumo acre che ovviamente vi complica, perfetto, le cose. Direttore. Ripeto, è difficilissimo lavorare in queste condizioni. Grazie a Chiara Gaiani. Mi pare chi c'è con te, Sandro Ponchio? C'è con me Sandro Ponchio, che vi sta facendo le immagini dei giovani che continuano a tentare appunto di forzare il blocco della polizia. Quando si dice... Hanno lanciato anche dei lacrimogeni. Certo. Chiara, c'è in questo momento davvero un momento di grandissima tensione. Grazie Chiara, più tardi lasciamo che possa anche Antenna 3 riprendere questa fase degli incidenti. Quando si dice a queste manifestazioni partecipano famiglie, partecipano cittadini, no, qui non sono famiglie, sono persone che sono lì per creare disordini e per attaccare in questo caso la polizia in assetto di sommossa. Adesso vediamo, ci sono iniziative, ci sono stati flash mob anche ieri sera a Treviso davanti al Cafoncello in difesa, a sostegno dei medici che stanno lavorando in Palestina. Vediamo, c'è stato un flash mob anche nel piazzale dell'ospedale di Udine per i medici che stanno operando a Gaza. Sentiamo Omar Costantini. Io ti chiedo intanto com'è stata l'adesione tra i colleghi, medici, infermieri e altri professionisti della sanità a questa iniziativa, il digiuno e a questa iniziativa del flash mob. Allora, a questa iniziativa l'adesione è stata massiccia, siamo tantissimi, a parte i miei colleghi che sono di turno questa notte, ho visto tutti, chi è smontato dal turno di 12 ore come me, chi è arrivato da casa, siamo veramente tantissimi. Partiamo prima dagli adulti, è una manifestazione questa che ha visto tanta gente partecipare. È partita dall'ospedale ma sono aggiunte anche altre persone che con le professioni sanitarie non c'entrano. Sì, io in realtà faccio il medico, lavoro qua e quindi grazie a questo ho coinvolto un po' degli amici molto sensibili e quindi ci siamo ritrovati qua, sanitari e non. Avete deciso anche di portare un po' di bambini? Sì, abbiamo deciso di portare la nostra famiglia. Senti, tu hai partecipato a questa manifestazione, cosa pensi e cosa ti lascia questa serata? Mi lascia tanti pensieri, tra vari anche dentro, perché mi dispiace tantissimo per le persone che vengono uccise e trattate male, come dei bambini che non hanno fatto assolutamente niente. Io ho visto che tu eri tra quelli che urlavano di più, no? Sì.
Allora, io sono assolutamente contro il genocidio a Gaza e contro l'occupazione di Gaza dalla Cisgiordania da parte di Israele e anche la complicità dell'Europa e degli Stati Uniti e anche contro l'invio di armi da parte nostra ad Israele. Tu cosa dici? Io sono venuto qua perché mi hanno convinto, ma alla fine sono stato molto felice di venire e manifestare contro il genocidio a Gaza e contro lo sterminio che c'è tutti i giorni, sia a Gaza, sia a Gaza sia in Ucraina. E questo il servizio da Udine, come sapete gli italiani che hanno partecipato con la Global Summit Flottiglia alla missione verso la striscia di Gaza sono stati abbordati dalle navi militari israeliane, sono stati arrestati, portati in un porto israeliano, saranno rimpatriati, sono già stati rimpatriati parlamentari che erano a bordo di queste imbarcazioni e intanto il veneziano Beppe Caccia, che è capo della missione mediterranea Saving Humans, non le manda a dire al governo israeliano. Sentiamo Lorenzo Maier. C'è anche un attivista di Mediterranean Saving Humans, un soccorritore greco tra gli arrestati dalle autorità israeliane che hanno fermato la missione della Global Summit Flottiglia verso le coste di Gaza. Il soccorritore ha inviato come sua testimonianza anche un video di bordo del quale vi possiamo mostrare qualche immagine. Il cofondatore veneziano di Mediterranean Saving Humans, Beppe Caccia, non le manda a dire. L'intervento di forza con cui la notte scorsa l'esercito israeliano ha intercettato e catturato le barche della Global Summit Flottiglia è qualcosa che è contrario al diritto internazionale. Fermare in acque internazionali imbarcazioni che portavano soltanto aiuti umanitari, cibo, generi di prima necessità alla popolazione civile di Gaza, una popolazione stremata da bombardamenti, attacchi, massacrata con decine di migliaia di vittime, è l'ennesimo crimine di guerra, l'ennesimo crimine contro l'umanità. Per Caccia la flottiglia è però anche un segno di speranza. La flottiglia ha però dimostrato che esiste una società civile in Europa e in tutto il mondo pronta e disponibile a fare quello che i nostri governi finora non hanno fatto. Poi, sempre Caccia, poco dopo, dal porto di Trapani, a bordo della nave mediterranea, ferma per lo stop di 60 giorni per effetto del decreto Piantedosi, denuncia una nuova aggressione nelle acque del Mediterraneo centrale della Guardia Costiera libica contro un'altra organizzazione umanitaria. Un altro grave episodio di violenza da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica. Infatti, mentre la nave Sea-Watch 5 stava effettuando il soccorso di 66 persone in acque internazionali, c'è stato l'intervento di una motovedetta, una di quelle regalate dall'Italia fin dal 2018 ai libici, che non ha esitato ad intimidire prima e poi a sparare dei colpi. Università occupate dagli studenti per protesta in tutta Italia, è successo anche a Padova, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli ospiti il rettore di eCampus Enzo Siviero. Facoltà di ingegneria parlo del 67-68, poi mi sono laureato nel 69. Io ho vissuto il trauma della violenza gratuita. Io gestivo le assemblee in modo molto sereno e tranquillo, ad un certo momento sono arrivati alcuni soggetti, non ho approfondito, ma quasi certamente non appartenenti al corpo studentesco, semplicemente perché erano dei facinorosi e avevano come di voglia io non ricordo che rompessero allora, poi è diventato uno slogan quello di distruggere per il gusto di distruggere, perché non si capisce neanche per quale motivo devi distruggere. Protesti pacificamente, penso che la protesta sia legittima. Io credo che la stragrande maggioranza del sistema nazionale è assolutamente contrario a queste manifestazioni violente.
mi pare anche di aver sentito, ad onor del vero, pure l'opposizione, che sia pure con qualche distinguo, con qualche diciamo ma bisogna capire, comunque le manifestazioni violente le ha stigmatizzate come negative. Questo non mi pare marginale, va detto, dopo ognuno naturalmente porta l'acqua al suo mulino. Il professor Enzo Siviero, professore ingegnere architetto, rettore della Università Telematica e Campus. Dovremmo andare adesso da Filippo Fois sul Ponte della Libertà, che vedo ormai non più affollato di manifestanti. A te Filippo. Sì, eccoci direttore, diciamo che in maniera molto ordinata la gente sta iniziando a rientrare a casa. Noi quelli che vedete sono i manifestanti che stanno rientrando verso Venezia, altri invece stanno percorrendo questo ponte in senso opposto per tornare a Mestre. Non sembrano tantissimi, ma in realtà il ponte è lungo 5 km, il che significa che veramente si possono disperdere parecchio. Noi siamo rimasti, diciamo, piuttosto stupiti della massiccia partecipazione che c'è stata. Le cifre sono andate via via al rialzo nel corso della mattinata, perché si era parlato all'inizio di poche migliaia, poi anche da parte delle forze dell'ordine sono state mano a mano aumentate, per cui da Venezia si stima siano partite 6.000 persone, mentre da Mestre poco più di 15.000. Comunque si tratta di numeri molto importanti, considerando che non era una manifestazione regionale, come ricordavamo anche prima, ma si tratta di residenti in città. E soprattutto diciamo che questa manifestazione ha segnato una fase storica, perché mai noi avevamo assistito a una manifestazione che bloccasse il Ponte della Libertà con 2 cortei che si incrociavano a metà. Chi ha partecipato? In realtà ha partecipato, come dicevamo prima, i residenti, per cui era una folla molto composita, in cui abbiamo visto anche molte famiglie, molti anziani, molti bambini accompagnati dai genitori, e poi c'è stato anche lo sciopero. Da questo punto di vista noi poco fa abbiamo sentito i sindacati, per quello che riguarda il sindacato trasporti, ci hanno detto che sostanzialmente non si muove un vaporetto a Venezia, il trasporto invece via terra è un pochino meno, cioè ha un pochino meno di partecipazione, però come vedete in ogni caso, partecipazione o meno, qui la strada è bloccata, per cui tra Venezia e Mestre non si può passare. Direttore. Filippo, grazie molto a te, Edoardo Paris, a tutti i nostri tecnici che hanno seguito oggi queste manifestazioni, e sono arrivati a Padova una studentessa e un ricercatore palestinesi fuggiti da Gaza. Per loro l'accoglienza dell'università, che li ospiterà e garantirà il sostegno psicologico. Ha appena 21 anni la studentessa di Gaza, arrivata a Padova assieme ad un ricercatore 50enne suo connazionale in fuga dalla guerra e dai massacri. La giovane palestinese studierà per 3 anni all'Università di Padova nel corso di laurea di studi medievali. L'Ateneo ospiterà anche il ricercatore al Dipartimento di Economia. È stato un viaggio molto travagliato, l'uscita da Gaza è stata molto complessa, hanno viaggiato in un pullman che è stato preso a colpi d'arma da fuoco, l'autista è anche stato addirittura colpito, ma sono riusciti ad arrivare ad Amman, dove hanno ricevuto immediatamente assistenza sanitaria, hanno avuto un primo screening positivo, per cui sono poi stati caricati in aereo e portati a Linate, dove una nostra delegazione è andata a prenderli questa notte. Sono stati quindi portati a Padova, sono ospitati da una residenza e un collegio. Un viaggio difficilissimo. Il volo militare organizzato dalla Farnesina ha permesso di portare in Italia una 70ina di persone, studenti, ricercatori e familiari di bambini curati negli ospedali del nostro paese. L'Università di Padova ha accolto la studentessa e ricercatore, ma presto potrebbe ospitare altri studenti. L'università si sta attrezzando per offrire un servizio psicologico, per offrire assistenza sanitaria, gli abbiamo affiancato un tutor che li seguirà passo passo durante soprattutto i primi giorni, chiaramente, li porteremo in questura, li faciliteremo tutte le procedure per avere il permesso di soggiorno. E la cosa è stato un lavoro molto duro da parte di diverse persone che hanno lavorato per diversi mesi, e stiamo anche molto contenti perché questo lavoro porterà anche a prossimi arrivi nei prossimi giorni.
Allora torniamo in diretta a Padova da Chiara Gaiani, perché sono stati utilizzati anche degli urticanti, abbiamo visto gli idranti utilizzati dalla polizia. A te, Chiara. Sì, direttore, direi che ormai siamo davvero alle battute finali del corteo. Una decina di minuti fa, e ve lo abbiamo raccontato in diretta, il corteo che era partito intorno alle 10:15 dal mercato agroalimentare di Padova ha tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine. In realtà non c'è stato contatto. Qui ci troviamo in via Messico, proprio all'altezza di una delle zone più importanti dell'interporto di Padova. Sono stati lanciati gli idranti, la polizia ha anche sparato alcuni lacrimogeni, fondamentalmente i manifestanti sono stati respinti e di fatto ormai insomma il corteo, come potete vedere dalle immagini del collega Sandro Ponchio, è alle battute finali. Hanno ripreso la strada che li porterà poi in Corso Stati Uniti, da lì da dove sono partiti, ovvero dal mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo dei dati: i magazzini di Padova di fatto oggi erano chiusi, quindi la zona industriale è stata bloccata per tutta la mattinata fino al momento in cui c'è stato il contatto con la polizia circa una decina di minuti fa. Chiara, grazie molte a te e al nostro operatore. Intanto vediamo anche altri titoli sui giornali. Questo è il Fatto Quotidiano. Il giorno dello sciopero generale, 8 cortei a Roma, serpentone di 4 km a Milano, piazze piene in decine di città. Salvini, lavoratori sanzionabili, ma è falso, dice il Fatto Quotidiano. Landini, Salvini minaccia i cittadini. Foto delle manifestazioni. A Livorno bloccato l'accesso al porto, lunghe file di camion, bloccato il traffico commerciale. E poi liberati 4 parlamentari che erano sulla flottiglia, rientreranno oggi in Italia. Accordo tra i ministri Tajani e Sarr dietro la scarcerazione con i retroscena. A Vicenza l'acampada per la Global Flottiglia, gruppi e associazioni che si sono accampati in piazza Biade con le tende fino allo sciopero generale. Ieri sera Carlo Alberto Inghileri è andato a sentire le loro ragioni. Accampada in piazza Biade, distanti ma vicini alla Global Sumud Flottiglia. Loro si definiscono l'equipaggio di terra e sono attraccati a Vicenza. Allora cerchiamo di capire le loro ragioni. Innanzitutto, quella che portano avanti è una battaglia umanitaria o politica? E la Global Sumud Flottiglia, che noi appoggiamo in pieno, infatti ci chiamiamo l'equipaggio di terra, la vogliamo sostenere perché cerca di mettere fine con un atto politico a una tragedia umanitaria. Ma se la bussola che segue la flottiglia è l'indignazione sacrosanta per la morte di tanti innocenti, perché fino a oggi non sono partite flottiglie per puntare il faro anche su altre guerre sparse per il mondo? In questo momento a livello globale sono attivi 56 conflitti armati con centinaia di migliaia di vittime. Me lo sono sempre chiesta anch'io, come mai anche la stampa non ci aiuta a questo, la stampa non ci aiuta a tenere, io non so il numero. La stampa racconta quello che fate voi, quindi in questo momento voi state protestando per Gaza e noi raccontiamo questo, certo. Però se voi faceste una flottiglia per la Nigeria, per esempio, dove dal 2009 a oggi si stima che siano stati uccisi circa 50.000 cristiani, beh, probabilmente verrebbe anche seguita quella flottiglia nigeriana. Perché solo Gaza? Perché accendete i fari su questo? Io credo che Gaza sia un conflitto che va avanti da troppo tempo, c'è un'occupazione militare e quindi è una... Perché non avete consegnato gli aiuti allora al Patriarcato di Gerusalemme, se è per portare gli aiuti? Perché per portare gli aiuti serve avere un interlocutore. L'interlocutore è Israele, che è un paese occupante che sta commettendo un genocidio. Il genocidio da fermare, gli aiuti umanitari da portare a Gaza sono alcuni degli obiettivi dichiarati dalla flottiglia bloccata in mare da Israele. La reazione degli attivisti è la protesta che si scatena qui nelle piazze con lo sciopero proclamato in Italia. E allora la domanda è: qui da Vicenza fare questa manifestazione a che serve? Alle vittime di Gaza? Alle vittime di Gaza serve, anch'io me lo sono chiesta, le dirò la verità, perché sono ore e tempo, energie della nostra vita che spendiamo qui per fare rete e per unirci. Intanto è per non restare indifferenti. Per me l'indifferenza è una cosa morale.
è un valore a cui non posso rinunciare. Io non riesco a stare ferma a casa vedendo quello che sta succedendo, non ci riesco, quindi non salverò una vita umana, ma magari salvo la coscienza e l'indifferenza che vedo, salvo, come dire, no? Per la sua coscienza. Sì, sicuramente, soprattutto per questo. È forte la condanna di Israele da parte degli attivisti. E di Hamas cosa pensano? Quello che mi piace molto sono le parole di Francesca Albanese, che dice sempre, quando le viene chiesto questo, quante volte dobbiamo condannare Hamas e quanto poco ci preoccupiamo di condannare Israele. L'intervista di Carlo Alberto Inghilleri, che è capo della nostra redazione vicentina. Andiamo in pubblicità e poi, chiuso il capitolo delle proteste, parleremo della cronaca. Noi in diretta con Focus TG abbiamo dedicato tutta la prima parte alle manifestazioni che si sono svolte in moltissime piazze italiane, in Veneto per fortuna senza incidenti, salvo a Padova dove si è sfiorato uno scontro con la polizia che ha respinto i manifestanti con gli idranti. E oggi in regia Francesca Pezzo, Andrea Basso, Tony Polle e il coordinamento di Daniela Sizia per questo lungo reportage sulle proteste, sui cortei, sui blocchi stradali. Andiamo avanti con la cronaca. Un incendio nel cortile di un condominio alle porte di Bassano ieri ha destato momenti di paura e alcuni danni proprio per il rogo di alberi in questo cortile. Vediamo. Le fiamme altissime e il fumo visibile anche a distanza sono durate più di mezz'ora. A dare il primo allarme sono stati alcuni automobilisti in transito lungo Viale De Gasperi a Bassano, riaperto al traffico da pochi minuti dopo la fine della Fiera Franca. Sul posto, il giardino di un condominio di via Cartigliana, sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella quando le fiamme erano già meno violente e in parte domate con gli estintori di alcuni residenti. Molta paura tra le 18 famiglie residenti nell'edificio, specialmente quelle affacciate sull'area verde. Al piano terra sono esplose alcune finestre mentre il calore ha sciolto le tapparelle scorrevoli più vicine alle fiamme. La prima ipotesi che le fiamme fossero partite da un barbecue trovato sul posto è stata smentita dai residenti che hanno riferito trattarsi di un oggetto da tempo abbandonato. Restano quindi da chiarire le cause del rogo su cui indagano i tecnici dei vigili del fuoco. Servizio di Mirko Cavallin e come al solito i ladri con i furti, le spaccate a Gaiarine. Qui siamo ovviamente nella Marca, nel quartiere di San Liberale, e poi a San Biagio di Callalta. Sentiamo Eddie Caliman. Ci troviamo davanti alla tabaccheria di San Biagio di Callalta sulla Postumia, una strada molto trafficata, una tabaccheria molto frequentata. Questa notte è successo che sostanzialmente i ladri hanno fatto una spaccata proprio in questa tabaccheria, spaccata che è riuscita, i ladri sono entrati, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i malviventi in azione. Quello che cercavano erano sigarette, gratta e vinci e cose da vendere sostanzialmente nell'immediato per ricavarci dei soldi. Ci ha raggiunto sul posto il vice sindaco De Marco, che ringraziamo. Grazie vice sindaco, sono eventi spiacevoli per tutta la comunità. La signora tra l'altro è molto scossa da questo fatto, ovviamente dopo il fatto del portafoglio rubato con l'inganno alla signora qui alla Craia, a 200 metri da qui, questa spaccata nella notte. Come si sente di commentare questa vicenda? Ma come hai già commentato anche tu, sono eventi veramente spiacevoli per la comunità. Fortunatamente sono eventi isolati, le nostre forze dell'ordine sono intervenute prontamente e adesso stanno cercando insomma di risolvere il caso, e perciò lasciamoli lavorare. Questo succede in un paese molto tranquillo come San Biagio, ma un paese molto aperto, nel senso che c'è un via vai di gente continuo anche da fuori città, è un paese di passaggio. Questo fa anche in modo che ci sia anche più sicurezza, c'è sempre molta
molta gente che passa. Il fatto che sia successo nella notte vi fa preoccupare, nel senso anche l'amministrazione con i furti che si sentono anche in questo periodo prenderà provvedimenti, metterà più telecamere di videosorveglianza o ha già fatto tutto quello che è possibile fare? È un tema che stiamo affrontando, stiamo cercando di fare tutto il possibile perché i cittadini si sentano al sicuro. Fortunatamente abbiamo anche un'ottima collaborazione con le forze dell'ordine, le quali sono sempre pronte ad intervenire quando ci sono casi di questo genere. Insomma, forze dell'ordine che continuano le loro indagini e quindi scopriremo poi nei prossimi giorni quale sarà anche l'esito di queste indagini e se i carabinieri riusciranno ovviamente a giungere all'identità di questi malviventi. Grazie Vice Sindaco. Grazie di Kaliman, solidarietà alla signora dalla quale vado tutte le mattine a comprare i quotidiani e purtroppo fa parte adesso del club dei derubati, gigantesco club dei derubati in Veneto, in assordante silenzio, e qui non ci sono manifestazioni, tutti tranquilli, persone violate nella loro intimità, portano via tutto quello che hanno, soldi preziosi, cose a cui sono legati da motivi di affetto, nessuno che parli. Chiedono a un'anziana indicazioni per l'ospedale di Monastiere, nel frattempo le portano via il portafogli. È successo a San Biagio di Callalta, sempre a San Biagio di Callalta, nel parcheggio di un market. Il video delle ladre in azione. Sentiamo Cristian Arboy. Questo è un brutto segno perché ne approfittano degli anziani che si mettono a disposizione per dare informazioni, e in più è avvenuto in pieno giorno. Sono da poco passate le 15:30 nel parcheggio del supermercato Crai in centro a San Biagio, quando un'auto grigia entra nel piazzale a ridosso della strada principale, la Callalta. A bordo, si capirà poi, ci sono 3 soggetti, 2 donne e verosimilmente un uomo alla guida. Il tempo di studiare la situazione, e nel mirino finisce un ottantenne che sta salendo sulla sua utilitaria dopo essere uscita dal market per la spesa di ogni giorno. L'anziana viene raggiunta da questa donna che vedete vestita in bianco. Le immagini sono quelle di una videocamera posizionata in zona. Ha bloccato la signora chiedendo delle informazioni per un ospedale perché erano fuori provincia. La signora gentilmente è scesa dalla macchina, gli ha spiegato dov'era. Nello specifico vengono chieste le indicazioni per la casa di cura di Monastier, con l'anziana che non lesina dettagli. Anzi, su invito della donna più giovane, l'ottantenne sposta la sua auto e la parcheggia nello spazio che le viene indicato, una vera e propria trappola. Mentre le due parlano, una terza vestita di nero sgattaiola fuori dall'abitacolo, pochi metri, e con movenze felpate apre la portiera dell'utilitaria. Ha scippato dalla borsa appoggiata nel sedile di fianco all'autista, gli ha scippato il portafoglio. In quel momento ha fatto un cenno alla collega cosiddetta e sono ripartiti tranquillamente, e la signora non si è accorta dopo, arrivando a casa, che gli mancava il portafoglio. Purtroppo la signora è rimasta molto male e dispiaciuta. L'episodio viene segnalato ai carabinieri della vicina stazione di San Biagio, ma i raggiri si moltiplicano. A Preganziol, per esempio, c'è chi riferisce di essere stato avvicinato da malintenzionati mentre era in auto all'incrocio con la scusa dell'ora e di aver evitato solo per poco un furto. Dal canto suo Giancarlo, una vita dietro al bancone del suo market, un punto storico per l'intera comunità, lancia un messaggio. Purtroppo anch'io subisco furti del mio negozio, anche se ho le telecamere. Stare attenti è l'unica via. L'unica cosa è dare solo confidenza alle persone che si conoscono, e gli altri delegare o chiamare le forze d'ordine. Ancora ladri in azione, tanto per cambiare, questa volta a Godega di Sant'Urbano, violate le case di un anziano e di una famiglia quando questa non era presente in casa. Se io ne pesco uno, gli spacco la testa, perché ho ancora la forza di farlo, perché le mie mani hanno lavorato.
Una vita spesa nei campi per far fronte alle tante spese che una famiglia con 4 figli deve affrontare, e per questo, dopo il furto subito, c'è rabbia e sconforto. Per festeggiare il compleanno della più grande delle sue figlie, Elio, 88 anni, era uscito di casa dopo cena per andare a mangiare da lei la torta. Al rientro, l'amara sorpresa, anticipata però dal sospetto di aver trovato il cancello chiuso, quando invece resta sempre aperto. Ho visto, andando via a San Fior con mia figlia, un signore che camminava sulla strada, ma in fondo. E là ho pensato, cosa fa? Cosa non fa? Vuol dire che era la spia, che osservava cosa si faceva. Siamo andato dentro e hanno spaccato la porta della serratura e sono entrati, hanno arrebatato tutto, però non ho oro, né soldi, né niente. 60 anni che sono qua, ho fatto una casa io, tutto, però mai avuto nessun precedente, niente. Questa volta è successa. Avevo 12.000 galline, il terreno e vigneto. Io e la moglie abbiamo lavorato tanto per andare a scuola e fatica, sai. Così per Elio, ma i ladri hanno fatto irruzione anche in una casa poco più avanti in vicolo Borgo Nobili, quando la proprietaria era in casa al piano superiore con il figlio. Era alle 8 di sera, sì, più o meno. 8:30. 8:30 di sera. E io volevo semplicemente andare giù a prendermi dei taralli, a mangiarmi qualcosa e praticamente neanche tempo di accendere le luci. Io ero praticamente qua vicino, il ladro era già qua sopra le scale, vicinissimo. Non faccio in tempo neanche a accendere la luce che già era scappato via. Mamma, ho sentito un tonfo enorme, ho detto saranno i gatti, perché i nostri gatti ogni tanto buttano anche per terra sedie, no? E invece no, metto un tonfo enorme, vieni giù, e abbiamo visto tutto aperto, ma all'inizio non ho pensato sono stati i ladri. Non ho pensato, ma chi è che ha aperto porte e finestre qua? Perché forse li ho avuti 2 volte su un'altra casa, da un'altra parte, però qua non sono mai stati, ho detto qua non vengono da me, non so perché ho sempre detto così, però alla fine abbiamo capito che non sono stati i ladri, sono scappati. E la sensazione è bruttissima perché ti violano in casa, tra l'altro che sei sveglio. Se arrivava appunto un'ora che magari non eravamo svegli, là sì, potevano prendere qualcosa. Proteste, manifestazioni di piazza in difesa dei veneti derubati, continuamente depredati, nessuna, zero manifestazioni. Intanto è stata aperta l'udienza preliminare del procedimento a carico del clan Brajdic. In 6 finirono in manette nel blitz interforze di aprile. Oggi sono comparsi davanti al GUP Roberta Paviotti. Sentiamo Francesco Pezzella. Il blitz interforze scattato all'alba del 4 aprile produsse 6 arresti e 14 denunce per reati contestati al clan facente capo alla famiglia di nomadi Brajdic, accusati di associazione a delinquere finalizzata al compimento a vario titolo di più episodi di truffe, furti, rapine e riciclaggio. Per i 6 arrestati, dopo la chiusura delle indagini, è iniziata l'udienza preliminare davanti al GUP Roberta Paviotti. In tribunale si è radunato un consistente numero di parenti dei nuclei familiari che hanno visto sfilare davanti ai loro occhi i congiunti accompagnati dagli agenti di polizia penitenziaria. Attualmente, dei 6 finiti in manette, solo 3 sono in carcere. Claudio Brajdic, 53 anni, detenuto a Treviso, è considerato dalla procura il capo del clan. Thomas Brajdic, 30 anni, è rinchiuso nella casa circondariale di Pordenone. Infine, il Manuel Brajdic, 34 anni, si trova nel carcere di Belluno. Gli altri 3, tra cui 2 donne, le 33enni Caterina Cari e Tatiana Brajdic ed Ales Brezinkar, 44 anni di nazionalità slovena, sono stati scarcerati e trascorrono la custodia cautelare ai domiciliari. A stabilire i contatti dopo aver individuato le vittime delle truffe nell'ambito di compravendite o operazioni finanziarie, secondo la procura era Claudio Brajdic. Le persone venivano attirate a Villa Giuseppe, a Pradamano, dove si consumavano gli episodi di raggiro. L'udienza, rinviata per la prosecuzione al 19 novembre, è servita a fare il punto su ciò che resta dei reati contestati dal pubblico ministero Andrea Gondolo. Al termine delle indagini erano state ricostruite 17 truffe per giro di affari, se così lo possiamo definire,
punire di €500.000. Truffe e furti sono quasi tutti decaduti, dal momento che i Braidic hanno risarcito le vittime, ottenendo in cambio la remissione di querela. Pertanto, come previsto dalla legge Cartabia, verrà pronunciato un non luogo a procedere. Restano invece in piedi le contestazioni di associazione per delinquere e 2 episodi di rapina, per uno dei quali è stato effettuato un risarcimento, ma in questo caso il reato non prevede la possibilità di evitare il giudizio, si andrà avanti. Gli avvocati hanno già fatto presente la volontà di chiedere il rito abbreviato, che in caso di condanna permette lo sconto di 1/3 della pena. Formalmente la richiesta verrà presentata nell'udienza del 19, quando contestualmente inizierà la discussione che potrebbe portare anche il giorno stesso alla sentenza. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Andiamo in pubblicità e torniamo subito. State con noi, parleremo di una splendida isola veneziana, Burano. Burano con la B. Lunedì prossimo alla Scuola Grande San Teodoro a Venezia la presentazione dell'ultimo libro di Giorgio e Maurizio Crovato, Burano Novecento, con la presentazione di Vittorio Pierobonna, ex vice direttore del Gazzettino ed un mio grande amico, come anche un grande amico Maurizio Crovato che abbiamo in collegamento. Ciao Maurizio. Ciao direttore, è bello sentirti e vederti. Vedo, mi pare di capire così dal contesto che sei in montagna, non sei a Venezia. Sono a Vodo di Cadore. Bene, senti, allora lunedì presenti si parlerà di questo libro, Burano Novecento, quindi la Burano di ieri, diciamo, no? È un'isola magica, meravigliosa. Che cosa racconta il libro, la storia, le tradizioni? Ecco, il Novecento, che è stato definito da illustri storici il secolo breve, ha letteralmente trasformato Burano, però isola, borgo colorato, conosciuto in tutto il mondo, è rimasta tale quale. Purtroppo il turismo e le novità tecnologiche hanno trasformato l'isola. Ti faccio un esempio, agli inizi del secolo a Burano abitavano 9.000 abitanti, adesso sono poco più di 2.000. C'erano 300 bambini, adesso credo non raggiungono la decina. Per cui l'isola si è trasformata moltissimo. Se si vuole analizzare, questo lo fa il libro grazie alla casa editrice Linea d'Acqua che ci ha creduto, Luca Zentilini in particolare, racconta come quest'isola è cambiata. Aveva 800 donne addette ai merletti iscritte alla scuola, famosi i merletti in tutto il mondo, aveva 500 pescatori e si è trasformata, però è rimasto l'incanto, è questo che vogliamo descrivere. Devi ricordare, Luigi, che nel Novecento era famosissima la cosiddetta scuola di Burano, che scuola non era, perché tutti gli artisti più famosi in Italia a un certo punto si rifugiarono a Burano, nell'isola, e divenne la cosiddetta scuola di Burano, scuola degli artisti. E adesso, se si leggono i libri di storia dell'arte del Novecento, è citata l'isola per artisti, te ne cito alcuno, Moggioli, Gino Rossi, però voglio ricordare un buranello doc che si chiamava Remigio Barbaro, detto l'Eremita, scultore. La sua casa è ancora una specie di museo vivente. Poi, sempre per ricordare l'originalità assoluta, l'isola colorata di Burano, pensiamo al ristorante da Romano, che si mangia benissimo, ma in pratica è una pinacoteca con centinaia di quadri di artisti del Novecento. Poi, forse tutti ricordi Philip Stark, il famoso designer parigino. Certo. Ha vissuto tantissimo a Burano, addirittura ha fatto 3 figli. Ti racconto un aneddoto: lui si metteva alla piazza Baldassare Galuppi a Pianterreno e guardava il passaggio dei buranelli a destra, a sinistra, avanti e indietro, perché gli piaceva la musica del dialetto. E per citare la musica c'è un personaggio buranello doc che si chiama Pino Donaggio, che è un musicista
famoso in tutto il mondo, ha venduto solo 80 milioni di dischi. C'è la canzone, per esempio, Io che non vivo senza te, è cantata ancora in Giappone, Poi ci sono tanti altri Buranelli illustri. Un aneddoto divertente: Ermanno Tagliapietra è un produttore e importatore di baccalà dall'isola Lofoten, è il principale importatore italiano e forse europeo. È nato a Burano e ha fatto la fortuna col baccalà e adesso fa la fortuna col granchio blu, lo esporta negli Stati Uniti d'America. Ecco l'originalità dei Buranelli. Guarda Maurizio, me lo leggerò senz'altro, è davvero un libro tutto da leggere. Tra l'altro stavo pensando, presentato da Vittorio Pierobon a Vodo di Cadore. Vodo, se non ricordo male, è il paese nativo di Giampietro Talamini, che è stato il fondatore del Gazzettino. Abito a 50 metri dalla casa nativa di Giampietro Talamini e io ho cominciato col Gazzettino. Quindi è giusto che venga presentato da Vittorio, che è stato vincitore del Gazzettino. Maurizio Croatto è stato per tanti anni giornalista della RAI, ha condotto secondo me magistralmente il TG2. Mi è spiaciuto quando ha deciso di passare ad altro, perché eri veramente un grande anchorman, Maurizio. Ti ringrazio, grazie Luigi, grazie direttore, saluti a tutti voi. Grazie a te, grazie a tutti. Vi dico chi sono gli ospiti della puntata di Focus di questa sera: Nicola Falconi, Morena Martini, Giuseppe Panna, Arnaldo Pitton, Paolo Pizzolato e Antonella Tocchetto. Grazie ai nostri registi Francesca Pezzo, Andrea Basso, Tony Polla e Daniela Sizia per il coordinamento della prima parte con tutti gli zaini dalle manifestazioni. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.